Sono ben 6 i tamponi che l'ASP di Agrigento ha effettuato nei giorni scorsi e riscontrati positivi e che ora invece a un secondo e approfondito analisi sono risultati negativi. Si tratta dei casi avvenuti di cui abbiamo dato ampio risalto e quelli di Palma di Montechiaro, Ravanusa, Raffadali, Santa Elisabetta ed Aragona. Intanto nessun nuovo contagio si è registrato nelle ultime analisi di tamponi effettuati nella nostra provincia, che sono stati 200, per un totale complessivo di 6.385. Aumentano di una unità i guariti nella nostra città e vanno così a 9. Sempre 6 i soggetti ricoverati negli ospedali siciliani di Palermo, Partinico e Caltanissetta, scendono a 13, da 19 i soggetti posti ancora in quarantena, salgono di un'unità i guariti della provincia per un totale di 92 persone, stabili i decessi fermi a 13. In Sicilia invece i tamponi eseguiti ieri sono stati 1.792 e solo 8 i casi positivi registrati per un totale complessivo effettuati da quando è iniziata l'emergenza di 112.929, mentre i contagiati scendono di 94 unità e si portano a 1.760. I soggetti posti ancora in ricovero sono 209, meno 6 rispetto a ieri. In terapia intensiva scendono di 88 unità andando a 1.551. I guariti nell'isola vanno a 1.351, aumentano di ben 102 unità. Niente decessi, stabili a 263. L'andamento nelle province siciliane segue ovviamente il trend positivo sopra indicato in dettaglio. Agrigento è stabile a 49, così come Ragusa a 37. In aumento invece Catania con 2 positivi in più per un totale di 691. In aumento anche Caltanissetta, 4 in più e vanno a 82. In diminuzione le altre province. Trapani scende a 18, meno 4. Siracusa meno 4 e va a 50. Messina registra ben 45 casi in meno e va a 308. Enna con 42 in meno va a 153. Palermo 372 casi, 5 in meno. E intanto c'è grande attesa per la giornata di lunedì prossimo, quando le attività riprenderanno piano piano e rispettando le norme sullo stanziamento e la sanificazione. Saranno quindi aperti i negozi, al commercio al dettaglio, i servizi alle persone, barbieri e parrucchieri, i bar e i ristoranti.